Questa sera gli occhi li rivolgiamo qui in piazza San Marco. Buonasera Enego, non vi sento, benvenuti. È una gioia avervi ancora una volta, anzi esserci ancora una volta qui in mezzo a voi, a grandi e piccini. Buonasera, ciao a tutti. Benvenuti alla selezione provinciale di Miss Mondo per Miss Vicenza qui a Enego. È una gioia vedere tanta bellezza. Posso chiedervi gentilmente di abbassare un po' l'audio? Il primo ringraziamento lo vorrei estendere e rivolgere a chi ci ha voluto fortemente anche quest'anno in vostra compagnia. Sto parlando della Proloco di Enego e del gruppo I Love Enego, al quale chiedo un calorosissimo applauso, supportati ovviamente dall'amministrazione comunale, dal comune di Enego. A loro va il nostro primo ringraziamento assoluto e ringrazio anche Icona Fashion, negozio di abbigliamento, ci sta seguendo e supportando nel nostro tour che facciamo nelle varie piazze, nei vari locali, nelle varie manifestazioni legate a Miss Mondo Veneto, dove grazie al quale riesce a trovare anche una collaborazione, una fusione per dare spazio alla sua creatività con questo progetto legato agli abiti e ai costumi fashion in maniera creativa. Quindi grazie a Icona Abbigliamento che ha aperto lo stacchetto di apertura con le nostre Miss in gara per questa selezione provinciale di Miss Vicenza per Miss Mondo. Detto questo, il ringraziamento va a Maria Giulia Marchiori, responsabile regionale per il concorso di Miss Mondo, oltre che essere stata eletta seconda classificata alla finale nazionale di Miss Mondo Italia nel 2013. Dal 2015 è curatrice di eventi di moda, spettacolo e non solo, dove con lei tutta la sua agenzia e il suo staff dedito a creare e a supportare una vera e propria agenzia per eventi, per spettacoli, per creare dei professionisti per il futuro, dove queste giovani non sono soltanto belle ma riescono anche a dare forma e arte alla propria passione e alla professionalità. Ovviamente grazie anche a tutto lo staff che sta lavorando dietro le quinte, con lei la nostra fotografa ufficiale Nicole Vicego e Anastasia detta alla backstage. Grazie anche a Tsubikini, il brand che ha rivoluzionato il mondo del beachwear, l'agricola, la birra chiara artigianale. Grazie anche a Rapax e a Pascià, al gruppo Caroli Hotels, gli alberghi che ospitano le Miss durante la finale nazionale. Grazie anche alla Urban Art, ad Alpac, a Radio Kiss Kiss e all'hashtag Non ci ferma nessuno. Detto questo, è arrivato il momento di... Come siete? Siete calde ragazze? Insomma, è arrivato il momento di congedare le nostre Miss. Applaudiamo, state pure a cambiarvi, a prepararvi e in bocca al lupo. La prima Miss che ha vinto la prima serata per questa nuova edizione targata 2018 per quanto riguarda Miss Mondo Veneto. Lei l'ho già conosciuta, ho avuto il piacere di andarla a fasciare, a premiare direttamente a Piazza Signori a Vicenza. Sto parlando della madrina della serata, ovvero Mariana Onufriciuk.
pomeriggio, che eccola qui, la prima eletta della nuova edizione di questo tour che riparte carico esplosivo legato a Miss Mondo Veneto. Ciao Mariana, benvenuta a Piazza Enego con tutta la sua bellezza storica e importante in questo paesino che confina, l'ultimo paese che confina qui con il Trentino, ti accoglie e ti dà il benvenuto, e sicuramente un benvenuto da questo sorriso meraviglioso. Prima eletta, quindi grandissime soddisfazioni da parte tua e sicuramente anche in questo progetto che fa parte dell'agenzia con Maria Giulia Marchiori. Buonasera a tutti, sono molto onorata di essere qua, sono molto contenta, è stato un traguardo bellissimo e sono molto felice di essere qua e di rappresentare. Come abbiamo già detto, Miss Mondo non è soltanto un concorso che guarda la bellezza, ma cerca anche il talento. In particolare Miss Mondo Veneto, questa agenzia che si prende a cura e a carico di far anche studiare, quindi una gavetta nel vero senso della parola, cavalcando il palco e imparando proprio in versione live, passo per passo, un futuro che potrebbe essere di valletta, di aspirante giornalista, presentatrice, non soltanto la classica bambolina che sfila, è un po' così. Esatto, a me piacerebbe un sacco entrare nel mondo dello spettacolo in generale, come attrice, magari anche modella, fotomodella. Speriamo bene. Si comincia sempre così, dalle piccole cose per poi coltivare e dare forma ai sogni. Chissà che anche Enego ti porti fortuna come piazza, l'ha portato sicuramente buona fortuna l'anno scorso alle altre Miss, quindi lo auguriamo anche a te. Allora, dovete un attimino pensare che l'obiettivo dell'organizzazione di Miss Mondo è quello di portare nelle piazze locali, come noi questa sera, il nostro concorso. Ovviamente mettiamo in luce, come abbiamo visto, non soltanto la bellezza ma anche il talento delle nostre concorrenti e speriamo sempre che a giudicarle non sia soltanto la voce degli occhi ma anche la voce del cuore. Mi fa piacere che siete così tanti, è sempre bello arrivare qui a Enego perché è una cornice bellissima e molto calorosa, sono molto soddisfatta. Vado a ringraziare anche i nostri sponsor regionali. Uno di questi è Trivellato Industriali, che è una delle anime principali del gruppo Trivellato. Con più di 90 anni di storia, conta oggi 10 sedi distribuite sul territorio veneto e 400 collaboratori. Papergraph, una delle realtà grafiche che da oltre 130 anni si occupa di stampa e tipografia per ogni tipo di prodotto nell'ambito editoriale, degli stampati commerciali e della cartotecnica. Papergraph si trova a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, in via della Resistenza 18, oppure potete semplicemente consultare il sito alla pagina www.papergraph.it. Signori, tante parole, lo so, un po' di noia, però dobbiamo doverosamente ringraziare anche loro che sono i nostri partner regionali. Adesso però è arrivato il momento in cui io mi metto piccola ad un angolo perché adesso si entra veramente nel live, si entra sul vivo, quindi signori giurati, mano in mano e carta pronta. Iniziamo a chiamare le nostre Miss in concorso per questa selezione provinciale qui a Enego. Prego ragazze! Andiamo a conoscere per questa prima uscita dedicata alla
bellissima, questo è il bello del live. Ci siamo, uscita dedicata all'abito elegante, quindi cominciamo con la concorrente numero 1.
fallo un serpentone ancora, così i bambini vi applaudono e vi vedono ancora una volta. Quindi li riaccogliamo con un fortissimo applauso. Signori giurati, inizia la fase di votazione, quindi lo spoglio, il conteggio dei punti. Ne approfitto anche per ringraziare il nostro Service Fantasy Ennio Lava con i suoi collaboratori per quanto riguarda luci audio, che era Daniela, che il salone per chi ama lifestyling nasce a Enego nel 2008 dalla passione e intraprendenza della sua creatrice Daniela Dall'Agnol. Allora, gentile pubblico, abbiamo il verdetto. Vorrei invitare i nostri signori giurati a prendere postazione qui dietro le quinte, circa dietro le quinte. Adesso chiamiamo le nostre miss, le facciamo scendere nuovamente la scalinata e varcare la passerella di Piazza Enego. Possiamo cominciare con la fascia di Miss Papergraph. Andrei a chiamare la signora Laura Dalla Corte. Uno! Emma Cara! Qua la nostra Miss Papergraph. Desidero ora raggiungermi per quanto riguarda il rappresentante dei commercianti, signor Claudio Rossi. Miss Trivellato è la concorrente numero 14, Anna Canton.
signor giurato Simone Cappellaro, I Love Enego, Miss Caroline Hotels, 15 Isabella Borgo. Animata da piazza improvvisamente, mo me la spiegate dopo, Andiamo a chiamare signora Sberuzzo Jessica Maria, fascia di Miss Gilles Cagnier, 11 Eleonora Lovison. A premiare Manola Bentin, Miss Bikini è la concorrente numero 13 Ambra, e ci siamo, è arrivato il momento, farei avanzare la fascia e la coroncina di diritto al centro palco. Prego venite con il nostro assessore comunale Fabio Gabrieli, poi c'è anche lei, bella ovviamente, Maria Giulia Marchiori, l'unica responsabile del nostro concorso Miss Mondo Veneto. Dopo magari chiacchieriamo, Ok, 4 Morena Montina. Cadenti, cadono anche le gocce di emozione, di gioia. Assessore, non anche lei deve portare il sorriso adesso e si fa una passerella anche il nostro assessore assieme alle Miss, a tutte e due, sì, tutte e due, certo, facciamo la completa. Eccole qua con la mattina d'onore, la nostra Miss Enego 2018 Morena Montina. Complimenti, grazie assessore, ci abbiamo un po' ironizzato, però va bene così, abbiamo bisogno di spontaneità e calore. Grazie, complimenti, grazie Mariana della tua presenza e bellezza, complimenti alla nostra Miss Enego Morena. Grazie a tutti i signori giurati, ancora una volta al comune, alla Proloco di Enego, al gruppo I Love Enego, a un gruppo pazzesco che ci ha aiutato nella realizzazione a partire da Stefania, Roberta, Manola, Matteo, Fabio, Gianluigi, Carlo, Francesca, Alberto, Roberta, Riccardo e Giulia. I nostri parrucchieri ed estetica, Daniela, Catiuscia e Cristina. Grazie per quanto riguarda le riprese video a Gidi Ferro Team, il loro canale YouTube, il nostro service fantasy di Elio Narra, a tutti i nostri partner
sono qui alle nostre spalle di Rosà. Grazie soprattutto a voi che continuate a sognare, che date forma e vita alla vostra giovane età e alle nostre piazze che ci seguono puntualmente a ogni nostra selezione. Grazie ragazze per la vostra bellezza. Doveroso ringraziamento ad Elena Frigo, che è una splendida donna e una splendida conduttrice, e grazie a lei anche quest'anno abbiamo fatto, direi, una meravigliosa figura. Grazie Elena, sei uno spettacolo. Grazie mille, purtroppo gioca sempre un po' il freddo su di me. Grazie mille, grazie. Io adoro il pubblico, adoro chi applaudisce e sostiene le ragazze, quindi voglio sinceramente ringraziare voi, sostenitori, mamme, papà, fidanzati, morosi, amici, nonni, quanti siete, e grazie soprattutto alla realtà di Enego. Con queste parole noi vi lasciamo proseguire la vostra serata, sarà per la prossima volta, e non dimentichiamoci mai di tutti coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. È stato un piacere, buona serata, ciao, alla prossima! Ciao a tutti, sono Morena Monti, Miss Enego 2018 per Vismundo. Ciao!